A te. E sale ancora la tensione in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza in risposta al lancio di un razzo dalla striscia, mentre a Gerusalemme si temono nuovi scontri. In diretta ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti. Si sono stati lanciati 2 razzi ieri in serata dal territorio palestinese verso Israele. Uno di questi è stato intercettato dal sistema antimissilistico Iron Dome e subito la risposta questa notte da parte di Israele con un raid che ha voluto colpire quella che si ritiene fosse una fabbrica di razzi. Lo dicevi, la tensione resta molto alta, resta alta soprattutto qui a Gerusalemme per quanto è accaduto in particolare venerdì sulla spianata delle moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei. Questa è la preghiera di Pesach, la Pasqua ebraica proprio degli ebrei, ma vi partecipano molte meno persone di quanto non accadesse in passato proprio per le tensioni di questi giorni e sicuramente a non aiutare la situazione è stata la marcia questa mattina in Cisgiordania dove sorgeva un insediamento illegale di migliaia di coloni, inevitabili gli scontri tra militari e palestinesi e ci sono anche dei feriti. La linea può tornare a voi. E adesso la cronaca, diventa un caso quanto accaduto su un treno regionale stracolmo di